Pronti? 1, 2, 3. Valido questo tentativo con Troy Holtz che va subito in avanti e si fa vedere al largo di tutti Zola Francis, che cerca di andare a chiedere strada, la ottiene nei confronti di Troy Holtz, che preferisce correre di rimessa. In terza posizione Zemellino a precedere Zastavadaghi, mentre all'esterno è UFO Juice SM, mentre galoppa nelle retrovie Universo Jet. Primo passaggio avanti alle tribune dopo un 15-1, Zola Francis si distende in avanti nei confronti di Troy Holtz, Zemellino, Zastavadaghi. Allo scoperto c'è ora Zarda che chiude la corda, UFO Juice SM, mentre è partito fortissimo Vandalo Joe che cerca di aggirare Zarda e di portarsi allo scoperto. In terza pariglia al largo è Unica Kajemar a precedere Ultras Griff, quindi ancora Vega Etoile, mentre il gruppo è chiuso da Ziguli dei Greppi e da Zumba Pizza. 44,5 per i primi 600 e si va a completare il primo giro di gara in 59,3. Ovviamente Leonardo Vastano cerca di farla pesare ai rivali. Troy Holtz in seconda posizione avanti a Zemellino, mentre si muove in mezzo alla pista Vega Etoile che aggira il gruppo e al chilometro passato in 1:14,9 cerca di aggirare Vandalo Joe per portarsi lei allo scoperto. Vandalo Joe che ovviamente ha intenzioni diverse, vuole rimanere lei in quella posizione. Rebecca Dami che allora comanda e così si fa il posto a Vega Etoile in seconda pariglia esterna, i 3/4 di miglio in 1:29,6 a un giro dalla conclusione. Guida Zola Francis nei confronti di Troy Holtz, in terza posizione Zemellino avanti a Zastavadaghi. Vandalo Joe allo scoperto, in pariglia c'è Vega Etoile, poi ancora Zarda, lunghi birilli UFO Juice SM, ancora Rossano, Special Matto, fa fatica al largo Unica Kajemar, cerca di venire via dalle retrovie Ultras Griff ma è distante dalla testa. Intanto Zola Francis continua a guidare mentre galoppa Vega Etoile a 400 dalla conclusione. Zola Francis in vantaggio nei confronti di Troy Holtz, quindi Vandalo Joe che è sceso in terza posizione, in calo Zemellino, cerca di venire a fare l'arrivo Zarda quando siamo a 250 dalla conclusione, in vantaggio Zola Francis. Troy Holtz che la fila da vicino, quindi ancora Vandalo Joe, la retta arrivo con Zola Francis in vantaggio. Troy Holtz che sceglie l'open stretch, a largo Vandalo Joe, ma Zola Francis completa il percorso di testa con Leonardo Vastano e vince nei confronti di Troy Holtz. Al terzo Vandalo Joe, al quarto Zarda, mentre ci sono UFO Juice SM e Rossano che finiscono vicini per il quinto, ma bisogna andare a rivedere il successo per Zola Francis che ottiene strada da Troy Holtz e la mantiene la testa della corsa fino alla fine. Leonardo Vastano che guida per i propri colori e per il training di Nicola Merola. Al secondo è Troy Holtz, al terzo è Vandalo Joe, al quarto è Zarda, quinto è UFO Juice SM per una Tris Quartè Quintè che in numeri dovrebbe dire 9, 3, 18 per la Tris, 9, 3, 18, 4 per il Quartè, 9, 3, 18, 4, 8 per il Quintè. Tutto questo ovviamente salvo errori, omissioni o interventi della giuria.